Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Autonoma della Sardegna, imprentas 2022-2023, le regionali 22-2018, articolo 22. A tutti i amigas e i amigos caros della Radio Televisione Sarda, ben tornauso e questa più non su secondo e questa trasmissione no, che poi da cose belle, dell'animo e tutto, sardo, della poesia, del concorso, del rotusto, mondo bello della poesia in lingua sarda. E dunque, ben tornauso a vosotros e un bello piacere tornare a topiare sa presentadora di questa trasmissione, Anna Cristina Serra. Saluto a tutti, Ottavio, saluti a tutti che stanno ascoltando. Sì, è sempre con piacere manno che stiamo di poesia in Sardegna, massimamente di concorso letterario. Un mondo che tu conosci bene, perché è poeta, Anna Cristina, ma è sempre in giuria, in tutti i premi, meda premi in Sardegna, e questo te ho pure, mi pare, rendeso a questionare. E poi quando invece si partecipare al concorso, sono di vincere sempre una montagna di cose, cosa bella, dunque. E poi tengo preso un anno, in questa seconda puntata, questa trasmissione, come te io si è seguita prima, si porta da domo sul mondo della poesia, il poeta Mannus, ma è tutta questa bella regione, poi conosci bene come funziona il concorso, il premio, il succede, il movimento che c'è in Sardegna. E dunque, entrauso subito a presentare i ospiti nostri e usatenni sa poesia manna dell'otus tempus e i premi su de oi, però questo incarico demma polli lassai a Anna Cristina. Grazie Ottavio, dando da commenzo con una voce della poesia che esti ad presentare, che esti lì a Careddu, voce e cara su teatro. Nareuso sardo italiano del suo mondo, ma che non si è mai scarescia né sa lingua e né sa cultura nostra. Però già io da abbastanza essere come ospiti no dia, ma poi sa da noi vince se chi ne sapettio, che si sapettio un'altra. E questo si tema polli domandare in modo. Chi ne sa portato? Teresa Mondula. Ta cosa bella. Dunque, da questa gira, Teresa Mundola Crespellani. E invece si premio di poesia, ita succede in Sardegna, in tutta la Sardegna, partendo da Castello, fino a Sala Prusata dell'isola nostra. Andavo a conoscere in tanti due premi, uno che non c'è un po' di tempo, se a conoscere motivazioni, è stato invece che si è fatto proprio da vago e tutto canto. Anna Cristina. Santa Conta e voi, dando soi su primo ospite, agradeço Esteliano Cau, scrittore e poeta bilingue, oggi nareuso sia come poeta e scrittore, ma vince come premiamo e tutto mi pare premiamo no? di sicuro ma agora vince come esponenti della commissione che giudica di poesia Leonor Cauve de Neoneli, vive in Sorgono, ha scritto un montone di libri in italiano e in sardo, sia da romanzo che poesia. E poi sa da contare insomma, pruso a fine, se esperienza, oggi con isso a questionare del suo premio de Meana. A Costau teneuso a Nino Cogoni, che è stato il presidente di Sandala, sa sozio che organizza la suo premio della Quartina, con isso io uso fuedai proprio dessa organizzazione, devo ita vinza dessa Quartina e uso fuedai di un montone di cose. Del resto Nino Cogoni è stato sindaco di Meana, ma organizzatore di medas cose culturali e finza secondo nuovo di riguardo nei confronti di femmina, sa mamma furia poetessa e un nonno cantatore.
Accostau a Bastianina, Bastianina Galvia, chissà da questionai del su premio de Babai Gaso, essa è stessa presidente de assozio, assozio Pedro Gasu, chi parte di un'associazione, però voi veramente parte di su Pedro de Babai Gasu, che essa poi satannai mello poeta, dessa associazione poi nasce su premio. A Costau un'altra presenza importante, Giuseppe Di Rotto de Castellusardo, vincitore del Supremo Babai Gaso, premiato pure de notte, ma oggi si è ricordato che sei stato il vincitore di Meana, dunque tu non riuscivi a stamasi concordau che non sei riusciti una, insomma, asidessio bene sta puntata, E Ottavio. se tu Giuseppe ha vinto di adero su un tone concorso, ma attento altro al riconoscimento, se tutto canto, dunque sa poesia, su traballo cosa sua, di adero si apprezia un meda. E poi tenevo un altro ospite, d'ogni gira, andai a verità, si fa in compagnia e io sto a fare sa chiosa, serra sa puntata, d'ogni gira con una bella poesia. De chi ne siamo cristianenti? Signor Cristianendi di Nicola Lui, Ben torrao a bene torrao Nicola, e c'ha di visi Ottavio diversas formas de vai poesia, diverso limbazzo, da su Mandrolisai, su Monte Acuto, su Gadlura, insomma adesso è una puntata ricca meda e su Campitano. Certo, di adero soi, tutto sa Sardegna, ma questa bella, s'animo di adero bello dei sardi. Mi da piace, i ospiti nostri, dunque se dobbiamo partire proprio del suo premio dedicato a Babai Gaso, a Don Pietro Caso, al rettore de Verchidda, e prima di tutto, prima di entrare proprio in questa conoscenza del suo premio, poi sciri come funziona, da come si organizza, da quanto tempo è cominciato questo premio, dobbiamo scattare una fotografia di Babai Gaso, questa persona di Importumano, non scelti possa Gaddura, ma di adero il Podozzo della Sardegna, e con cui abbiamo scoperto proprio poeta di Importumano Podozzo della Sardegna. Fai una fotografia di Babai Gaso. Lo scherzo d'orare grazie a tutti. Il fatto di orare saoghe di Pedro Gaso, commente pregatore, in sos primos 50 anni del suo secolo passato, dai su capo e sopra a su capo e sutta. Andai a tutto a ascoltare saoghe de Babai, ma saoghe sua fidi non solo saoghe de su goro, ma vi pure saoghe de su popolo. Caisse in questo tempo si è compreso che la gente salda fida analfabeta e non si podia fare dare di Dio se non si faceva da comprendere con sa lingua sua. Ed è sprogusso che isse, per i primi anni, quando stati dai 1900 a 22 anni sopra idere un noello, isse andava per i salvidas a intendere sos contrasto dessa gente. E poi non solo fai daia dessa parola a Dio, ma che caia di comprendere pure sos problemi dessa gente e los aggiuaiada. Sa domo sua proitte fi sempre abbelta, ca ognuno podia intendere una parola ona. Ed io stasera sono contenta di poter narrare qualche parola ona, come in tissa raia di sa spregas. Una delle prime spregas, fatta in Nottieri, su 1903, a 20 anni, è su testamento di su chi pensai a Babai. Io ho ponato un salaras, tutto su chi due, signore, ma sposto in su coro, tutto su chi sapeva esperienza mia, podia dischire tutto l'apponato a fratel mio pro benissoro. Questo pare di un testamento di un uomine manno, invece agli 20 anni. Caisse in sas poesias, come poeta manno che vidi, faceva comprendere s'amore che hai pro sa Sardegna. E pro sa Sardegna naraiada che rio milli coros pro d'amare. Calische se Sardegna, chi eo t'amo, t'amo, e soprattutto amo sull'imbazzo meu, che sull'imbazzo meu
este sull'imbazzo de sa gente chi eo abboggio in sa spregas. E del bella sa frase chi narada, noi schisemos in oghe pro difende sa limba. Quando non querian so scritti coso, chi isse aere descritto, aere traduido, sa Divina Commedia, isse naraiada, emmo, già lo scomprendo, ti ad andarene dei schiris italiani su latino, però non deve andare su doltu dedotto a mie, cavuro si schera su francese, su inglese, su tedesco, e me da sattera limba al furisterasa, non dia fa che il male, sui schire sull'imbazzo de domo nostra, che pure è tanto bello e si presta da vestire che si sia del momento. Ed ecco in che con questo poeta oggi si sono rende questo limbazzo bello che babbaia maeda. Grazie a tutti per questa serata, a Ottavio, a tutti i chi treballate sinoghe, a tutti i poeti, mi commuovo. Si pensa a tutti i poeti che dai 86, 87 hanno partecipato su premio Babbai. Cabro rispetto non solo su Sindico gli dediché questo premio Angelo Crasta in 86-87, ma su premio, su primo anno si va via in chiesa. E infatti è Augusto che devo precontare, Bastianina, poi ti devono punare una cosa importante, no? Punare che tu sei netta del Babbai Caso, e queste emozioni da depisi a tutto una reusa a sa mori che denisi vossa vuedo del Babbai Caso e a su vuedo sacro della poesia. Infatti devo precontare a Bastianina, poi questa è una particolarità che succede in Berchida e via, poi che sa premiazione voi la vaghides in chiesa e non la vaghides in teatro, in piazza. Canciato una particolarità importante, si da che narrare? Allora, Babbai Caso quando è molto ha lasciato su testamenti scritti, la saia sa spoveras cosas a nepotes e pronepotes suos. Mamma mia, fifizza proprio de sa sorre de Babbai. Eo in Roma poco notto so liberos de sa biblioteca de Babbai che vin toccato a mamma mia. E tutto so schiaim, tutto so nezza streghi baltes, quando anapidu sa val di Soro, non tutto hanno remonido, ma in su 97 munnado, noi siamo rezzido un patrimonio. Lo dobbiamo tornare a ponere sto tumpare. L'abbiamo sposto tutto tumpare, ecco, come è nata questa associazione. Ecco. E poi, però, su premio è nato primo in 86. Su premio è stato veramente un premio proprio per caso, prodotto su bene, che ha fatto questa salvezza. Però in questa associazione abbiamo fatto pure, non siamo costituiti proprio, abbiamo sposto pure chi queríamos dedicare su 20 d'ennalzo, su die che se vi molto, su die dessa festa proprio del Santo Sabustiano. Infatti noi su premio in Bidda linamus sa festa e Babbai, est una festa veramente ca. Ma sa premiazione voi testi e poi in saghegia proprio per rispettare questa poesia che non solo vide la poesia del suo gorosò, ma vi proprio del suo popolo e dessa vita manna, del suo popolo saldo. E certo voi questa poesia e sono vuedo sacro come a suo vuedo. Intende sa vita è una cosa troppo bella. Ed è un valore della cultura nostra. Sa vita e sa sapienza, che noi così lamentate, in su due mizza e uno, quando si sono riuniti per la rimbasalda. No, ma vai tanti questo discorso da Rosa Pigai Prusac. Lo leamo sposca. E rubrica usago a moi e a voglio intendi sa poesia di Giuseppe. No, ma voglio intendi. No? Prima no, Nara. paga, sicuramente tenevo un'ora intera di tempo, sì. Mi ha da pragi, ancora che se ne hai dei premi, e sicuramente ho portato sia su premio dedicato a Babbai Caso, ma questo premio di importo umano che è stato
sa quartina. E dunque, e ma polli conosci, vago bene questo premio. Bello, Prima so. di entrare proprio in questo mondo della poesia, pure poi sta Bastianina, con tutto amore cosa sua, questa bellezza, stai già portato la poesia. Certi canni questiona dai poesia, dunque è una cosa troppo bella, si intendi tutto amore che teni tu, i babai caso. E dunque, ma polli scirica anche qualcosa di sa quartina. E questo premio è cominciato quando e quali via questa caratterizzazione, proprio s'anima del suo premio di sa quartina. Devo geppitore nel confronto del professor Lilliu e poi lo deponare questo. Poi la prima volta ci ho fatto su Sindimo. Sono 85, come amministrazione, ho già un carico a una varica di personalità, il professor Lilliu, il professor Sorgia, Toni Assanna. Il professor Lilliu fu presidente in Sanno. E poi è stato presidente, Giuseppe Nonnis e Anacleto Luciano, poi Tana Augusto. Poi in questo libro, me una radice e tradizioni, praticamente si valti di sapresci da Saida fin dal tempo nostro. E con una personalità di manna come il professor Lilliu, non possiamo che fare tesoro di questa occasione di nostro ostento per questo libro. C'è la Bibbia di Susciripo de Meana. Lo devo narrare poi che tutte volte ci sono in vita o fare questa ricerca per arrivare a Dunca, poi di Museo Causo, mi narraia già gusto mi pare di strano solo a non ripetere. Signor Sino, dove hanno detto che due nuda? Saprei molto già provato su Sindu. Mi era vostè. Ten già presente che questa cultura e con questa cultura su popolo nostro è profonda. Affronta, conoscendo su passato, su tempo venitore, mengiuso, con possibilità di vincere che alcuni scontri si due poter essere pure e che alcuni ostacoli ci si presentano. Quindi, in Augusto, ovviamente, quando ho cominciato a fare il suo concorso, dopo ho giocato direttamente a Issu. Ho giocato a Issu, via presidente la prima volta, e la prima volta via presidente Issu, professor Romagnino, Attilio Locche, Ninni Cuonali, Corriga. E Antonio Corriga, su Vittoria, Antonio Corriga su Sazzareso. Ma ricordo una cosa, Sì. che quando si andava un anno in un premio proprio da questa quartina a Meana, Sì. dove ma su costavo, Sì. su maestro Manni, Antonio Corriga, e su ha fatto una cosa, ha piccato una matita che tenia un vollo dei paperi bianco e ha cominciato a fare un disegno, ma da regalare questo disegno che accesti. Proprio sa figura di una femmina meanesa con suo pannicello d'un conca, una cosa troppo bella che ha messo, una cosa di adesso rara e cara che ha posto già un noi in studio. E con me cosa ha fatto questa stessa cosa? Poi quando vedo questa premiazione, poniamo una coppia di picciocchi vestiti in costumi. Sì. E tanto veniva da costavo, intanto a me mi raccontava sempre, ma questo muttetto è un'anniacca, ti dà regoda, muttetteri di un tempo. E tra una cosa e l'altra, ma no, fammi aggiare un voce e una matita, quindi si bicca via da un'altra occasione. E con me cosa ha fatto sa propria cosa? E quindi devo visto questa cosa con un riguardo bello, mi commuove il suo cuore, tutto un momento bello. Ma oggi a ricordare tutta questa gente ci ha partecipato a questa giuria. Dove è stato Salvatore Torta, dove è stato Apustisi Dondore, dove è stato Eliano, dove è stato Paolo Mura, Francesco Mura, Austento Giovanni Perria. Giovanni Perria, devo ricordare con piacere Manno, perché è stato il suo primo presentatore di Sabrina Canta, poi si è arrivato dopo di Issu e ha imparato meras cose dei 78, dunque in su gelosia. E su vistichino me è via in questo momento. E via ma osa rinascere a fare in questa impresa, a realizzare questo proponimento, ci sono ascoltati come amministrazione. Sapremo su primo anno, da fatto Paris con Saveste Sanziano, deve istituire un comitato anziano, proprio poi a parlando un tema, buffao con Sabba ci è spassata in mille logos in Nantisi e si via a conoscere itta anta bivi questo anziano, itta vianta narauso i spistichingio del un tempo,
itta via da sa poesia de Nanti. Tutte queste cose io da provato tesoro e penso ci resti a Palasa con questo severo ci ha provato di arrivare a una cosa giusta. E Naru, ebbene, se prima anno ci ha fatto su concorso, diventa belle 80 partecipanti, quindi è già un numero un po' tanti. Se sono arrivato fino su primo anno? Su primo anno. Se sono arrivato fino a 120. Fino a 120, è un numero importante meda. E con tutti i poeti a meno de Sardegna, e noi questo Giuseppe Dirotto e Eliano, diventa partecipato, vinse secondo e poeta e due volte internari. Ma il testo bello è questa cosa, è che in su momento questa premiazione, so pianta tutti i poeti e si via da una specie di considerazione che poteva essere su un altro passo, può mezz'orare ancora su primi. Quindi ho sempre fatto voi, chiaramente, salite dalla salda via accusta, è stata gusta. Poi cercare di difendere qualche cosa ci sta sparendo, salimba nostra sicuramente, di cui a 20 anni da essere veramente in difficoltà di manna. Ed io credo che ogni amministrazione, ma ogni cristiano, vive in vita nostra, deve fare i savalti sua, mancare vitticca, può difendere. Salimba nostra è stata difendita quando si è occupato il romano, quando si è occupato il spagnolo, e ne si è sanus, oe de gente libera, non dedicato manco mezz'ora a qualcuna cosa che invece se su zambini nostro, non so, cussu zambini lo deve difendere. Ed è una roga, si può fare, però avrà su un tema nostro che pregungia a tornare a fare questa cosa qualcuno in nada, ma poi per il tempo, qualcuno ma questo fa per il tempo, uno sindaco si preoccupa di queste cose, quando teneo su questa strada del suo corre Savrucca, passa a Sudene, no, blocca io immediatamente, ed è una raia. Ci si deve più vari su sindaco solamente, tu pare che un buco di una strada, e mentre si ti posto un geometra, un ingegnere, si affolzimento, così tu si deve preoccupare di tutto. Come te su babà e mamma, poi figlio. Ti fermo noi, poi Tadeo e Mavolli, e poi torrai a Saguartina. Mi interessa uscire pure la caratteristica di questo premio. Dunque, se hanno si doppiata superare i 40 versi su endecasillaba, tutte queste cose. E poi che adesso su programma su tempo benitori. Ma come tu, Cristina, intraus in sa poesia, fiesta donendi su Voedo a Giuseppe Tirotto. Prima poi avrai uno considero che è vero a pizzo su del suo Ghiannau Nino Cogoni, a pizzo su de sa partecipazione, che 120 poesias iscritas e non verso scappo, ma in una metrica serrata, cioè sa quartina, de pintessi 4 versus, insomma, è una cosa bruso difficili e differenti, funti una quantità di manna. Finza in riferimento a Simpinio, a lingua sarda, is premius ecco avanti da Naunino. E punti importanti non scelti vostra cultura ma vostra lingua. Intraus moi in sa parte via dei premios letterarios intendeus a Giuseppe Dirotto, su poeta di Castellusardo, che sa da ligi una poesia, immagino, premiata in su premio del Babai Casu. Quando ha vinto questa poesia che si deve contare noi? 2010 o 2011, 11. 2011. E Bastianina si ricorda tutto, non è issa su computer. In giuria c'è Anna Cristina pure, sì, però issa non sa ricorda difficile. No, non mi dà. A fine poeta, come ti vedo a seguire il premio che vince Giuseppe Dirotto? Ti vince da 22 tanti. Ecco, aspetta, ha fatto su conto, de canto concorso sa vinto vince Saoi. Canto antesso. Allora, così all'incirca primi premi 150. Canto? 150 primi. In totale 500-600, dai. Totale 500. Tra primi. Bene. Beh. Vabbè, sono 30 anni che partecipo. No, ma poi Giuseppe Dirotto ne fai proprio uno che partecipa sempre. Comunque, io so che no che rappresentanza del premio Babai Casu, però è capitato da chiappare lo sindaco di Meana. Io non me lamentavo, se lamentava devo dire, l'ho imparato impresso.
Tu ne hai vinto talmente tanti che ti iniziaste a cercare tutto. No, però questo di Meana me l'ammento bene perché era il 1998, ma ammento per la giuria che vera sicuramente il professor Lillio, Romagnino, Attilio Locca. Attilio Locca poi è stato compagno mio di giuria e lo premio di Borticali. E di una volta mi ammentava questa poesia. Chi ha il un beh a professor Romagnino. Tant'è che hai scritto pure un articolo sull'Unione Sarda, su questa poesia. Dimmo che la poesia in rima non era il gol di me, raramente scrivo, però questa volta è uscita. Era particolare, chi fai brava, l'ho detto, era una Madonna Niedra si vende, che era praticamente una prostituta di colore e quindi era particolare, forse pure come tematica, insomma. È andata così. E beh, comunque era un premio particolare il di Meana, essendo in quartine, insomma, tanto era pure la terzina che faceva a Macomer, lo sonetto che faceva a Ortueri, quindi erano già delle specializzazioni, sì, andammo a fare. Da poi la maggior parte erano sempre premi. Giuseppe, sezione a verso sciolto o in rima. O Ita Zaportao, come te sai? Questa la poesia che ho vinto allo premio di Pedro Caso, che ovviamente ha detto Bastianina, che era nipote, era un personaggio importante. Io a parte dello premio lo conoscevo da prima, che aveva studiato bene, che era il professor Nicola Tanda, che era uno che era un affezionato a perché Pedro Caso, in effetti, forse è il primo esempio di resistenza linguistica. Chiaro, faeggiava in saldo, quando lo saldo era stato proibito di legare di poesia da bolo e soprattutto la trasmetteva con le bregas. Chi arrivava dritto allo cuore della gente e chi era battiato allo passo, no? Non le interessava la... Doppia portare questa verità di Gesù Cristo, dunque sì, diffondia lo messaggio apostolico, così diffondia la lingua allo stesso modo, a chi vi credeva veramente in questa cosa. Quindi dopo aver stato il premio, io ho partecipato tanti anni. Sempre. Sì. Partecipato un bene. Quindi la poesia, Giuseppe, di inquadrare bene. La valigia di Lanni. La valigia non era di cartone, di plastica oramai, come lo mondo misterioso a ghidrala dello mare. Dove andare? 30 in pugno un'arrancica ghevia di rimpianti, indosso il profumo della vigna e chi subiò agro di lidì il culato del profondo dello nudo. Me la dentro a Trento, d'ogni momento, pangene carreri e ril conosciuti di enti e di barauli, sotto ombre arraiolite di palazzi, sempre correnti con il pensamento alle terrazze sanguigne di Gerani, alle bersiani accultati alla pura del Taddiali, alle robi iltesi a pindoni tirati tra due rampi di mari. Dì e dì affresciati da menti, e che lacrime il guttenti dalle filoferri il prenosi a poi dei livoriani. Ma forrieggia lo vento al fogliale a punti gli ulti, il quaderno dello tempo. Torra leva il corrì, il uso selto, secondi, minuti, ori, il cavendi che ne rumori, il cavendi e magnolendi, però. Che bello. Poesia di Giuseppe, punti sempre funguda, andata a toccare sempre con insomma, con cosa funguda del sani, ma grazie Giuseppe. E tu su un tema di poesia, certo. A me mi è da piacere, sicuramente tenevo su noi in questo bel apposento, organizzato una bella cosa di Gianni Azzeni, che è artista che ha posto a disposizione questa cosa, fai ancora più bello questo apposento, e dunque ma volli conosci meglio questa poeta che ha portato lì a Careddu, Castellaia mi pare, però ma volli intendi proprio a tu, che si conta se anche qualcosa di
Casta, mi mangia contare di Teresa, ci passa tutto il sommerì. Pannava qualcosa, che nasce nel 1894, è una dei più grandi poeti in sardo, Casteddaio, testa scritta proprio in Casteddaio. Morta nel 1980 fu sa dei 4, dei 5 villas, e ha scritto questa poesia che si è nata Contos e Contigello, la serie lissa, tra sul 1940 e sul 1950, poi invece è stata pubblicata in su 73, una prima volta da edizioni Fossataro, pensai, una delle prime case editrici, e poi si fu coiata, si fu laureata in chimica, pensai, e traballata all'università, poi si fu coiata con Luigi Crespellani, un grande uomo politico, sindaco di Castello, suo primo presidente a posto del suo fascismo della regione, poi senatore, insomma è dentro 4 villas e poi ha lasciato il suo traballo, poi si dedicai ai figli della sua famiglia, e ha lasciato questa poesia che è troppo bellicella, ha avuto una femmina una beffiana, di precisa, di questionata de ricos, de poveros, questionata di tutto, se ne tenia sempre voluttus, ma in maniera meda elegante, insomma, ha scritto poesie troppo belle, non scivo che ho lesi, Matteo, a Castello, sa prima. Sapremo che Castello, questa è una poesia di amore, posso citare Castello, chissà, giustamente, come tutti i castellai, conoscetti, amanta meda, stimanta meda. Castello, bella, voglio salurare de meso del sumari a Mengianeddu, quando sa di noi ancora compensara, in saria c'è friscura e bentigeddu, sterria in su monti si visse a zittare velare bianco con torres gigantis, poi commenti su sole indicompariti, e prosbello su quadro, e con brillantisi, d'ogni domus intingeri dea rosa, d'ogni birdi e ventana, esti un usoli, non c'è becciumini de nessuna cosa, chi non pigli bellezza dei colori. Bisi domus che puddas accugliaras, accanto scampanilis, scaponis, atras domus in giro sparzinaras, in mezzo ai sprantas, che nius de villonis. S'azzizzare Castello, bolibia de meso a sumeri, de su bastioni. Est un luogo preno di allergia, chi non timi bellezza a paragoni. È una terrazza onde mare e cielo ti prendenti socos con s'azzurro. Se su mare prus claro vai su gelo, fanti smonti su mare prus oscuro. Tatturas a castiai a pago, su monte 7 vraris, 7 puntas, su stane quarto, commente un lago. Commente staici bello, ti preguntas. Una cosa bella. Bella sta poesia di Teresa, ma bella sa oggi dell'Ia che si da regala in questa maniera. Grazie a me. Che noi sono di Mannu, di tenni sattora Brummanna che teniamo in Sardegna, di Adero, grazie per la no, ma è sa verità. Però tu sei contento, grazie a Teresa Mundula, di questa città di Castello che mi commuove perché io sono castellaio di Bidanoa, se nasce 100 anni, dunque commedia, è una cosa troppo bella, intendi questa poesia di Teresa Mundula Crespellani. Però c'è una cosa che lui ha preparato, che a noi questa città ma è una cosa proprio di castellaio. Saga sola de visci a sa castellaia. Saga sola de visci est in Castello un prattu agradessiu e prelibau. Cioli pisci biu e scioverau. Pisce carino, a scatta e ogunieddu. Sa frischesa è su primo connottau, su secondo e sa grandu varierari, quasi tutto su pisci de su mari, in sa cassola e bene collocau. Cassola ricca domanda ragapponi, scropula lissa in mano d'ancheddu, sa vacca bucoperta senza vueddu,
sanguiglia con su gruppo e su bocconi. Sa cottura è in acqua e sa tomatta, con olio e olia e titolo de allu, sali e pipiri appunto, senza sbaglio. 20 minuti e sa cassola è fatta. Etta sapore e mari, sa cassola, ti cala lisa, lisa in sa cannedda, mancai da resciara una spinicedda. È un'esperienza evira, chi consolata. Grazie. Questo pure per a Castello, questa sua cassola su Visci fatta come ti si vede Castello, vero Ottavio, non davanti per un luogo. E c'era pure lui, è vero. Hai sicuro di Nanta Castello? Lo dite Castello, noi diciamo Castello. Ti lamenti Giuseppe, quando avevamo fatto questo asilo, cioè da Castello a Castello. Da Castello a Castello. Dunque, devo mi tornare a pizza questa figura manna del Babà Caso. Dunque, devo tenere un noi che mi ha regalato tant'anni a voi e Don Ruiu, due poemetti, poi t'accesti il verso di Sardegna, lettere in versi, ma di scritto di Adelio su una montagna cosa, Babà Caso. Però mi ha pragi a domandare a Bastianina una cosa a pizza e su premio e tutto, che hanno ho detto, scetti ai poeti che appunto abituati, su Commente Giovanni e tutto canto, a partecipare al concorso. Ma la cosa bella è che posato su se perché da pillu s'animo e tutto, su disigio che tenia da Babà Caso, dessi accanto a sa gente. E dunque mi pare che hai scoperto non scetti al poeta Saderio sa Sardegna, ma pure questo che funziona in presioni. Ma come è che funziona questa cosa bella? No, pure se tu hai se a voi, tranquilla, non ti preoccupare. Leggendo questa poesia del Babbai, mi sono commovida quando ho leggito sul verso che si giambe in scuola ogni persona. E Occanno, in su premio di Occanno, che è su 6esimo, che su sindaco nostro, Matteo, sono contenta di macciappare con un sindaco a Culzu, che deve partire proprio dalle istituzioni, sa. Tutta Saida deve essere compresa. Saida, partendo dai suo sindaco, dai suo barraco, dalle associazioni, come siamo noi, dai suo premio. Ecco, questo premio che deve leare conto di tutta la gente. Sul minore, per esempio, noi leamo conto pure del spisello in minores. Noi, come su un testo che vi fa attendere innanti della lingua che si sperdende, la prima cosa, è stata 40 anni il mastra, e la prima cosa che ha fatto, del suo primo premio, ha fatto partecipare a queste creature. E questa è la cosa più bella. Che si perdimus a oche dessas creaturas, amus perdido, non la seguimus, è inutile che come la perdimus. E tanto, ecco, sas creaturas sono mannos, però, ecco, pure questo so che sono impressione, quando ho inteso che Occanno ha partecipato questo Domenico Porcu, ha ponato, questo si merita da un riconoscimento. E infatti l'abbiamo dato su premio proprio dessa associazione a esse e siamo andati pure, che esse non poteva bene rarrezzire su premio, e siamo andati a Nucchisi. Siamo andati a Nucchisi e naturalmente in sa biblioteca nos hanno arrezzito, voi potete immaginare, proprio con stima e con rispetto, e noi stima e rispetto pro issos, ma è stato un momento veramente quasi che abbiamo dato onore pure a Pedro Caso, che questa idea è resessita alla sponnere in pratica. Però vado una cosa che Galzonare la naduisse, mi chiedo pure tornare gracias a tutte le persone che hanno monteso viva questa lingua. Certo. Ecco, ed io il primo ringraziamento appunto lo devo fare a professor Tanda dell'università, che l'università, se non lo montene vivo sull'università, si studia ubicherede, e a fratile mio, a Giuseppe Soddu, che
tu hai visto, Ottavio, hai visto riferendoti a Don Ruiu. Don Ruiu, in un libro che ha scritto, ha nato chi de gusto liberittoso, già la ti la sapoidas, Pedro Gaso, pro ischessa poesia stando, non dai a de papiru come te Fai come. capire sta telecamera, porta tu tenisi proprio Lei sul hai ad un manoscritto. voglio protocollo, come te potete essere scusto capi scritteo. O perido bene, fai il mustardo a sta telecamera. Lo dividia di imbattoro, lu cosiada, li ponia sa copertina, li ponia su titolo, e sa paraula de sa Bibbia, e ti porto narrare una cosa bella. La Nabia esposca sos studiosos sin de che non tenere conto de so che non sono in como. Babai caso in su 1900, quando vi fa attendere sos esercizi spirituali per diventare preidero noello, ad appoggiato a Padre Manzella. Intendete questo conto? E in mezzo a queste pagine che noi usiamo, tutti i papiri de Babai, in 83, che lo siamo ulgito all'archivio dei Stati dei Tattari. E dai gusta, dai spregal de chi ha tirato a fora Nicola Tanda e questo fradile mio Giuseppe Soddu, de son bessidas una deghina de tesi de laureas. E questo Babai praticamente, quando ecco, pensai a tutti sai vidas pure in nuovi di Stato e scriva poi che scriva pure sui nari che li daiana all'ischisi. Questo non lo calzo narrare. Don Ruiu comunque ha descritto che de gustasa pregas andà fatto una gentina. Noi andiamo solo 38 e noi che sono andate a finire esatteras. Ecco, questo è che come batteva questa ricerca proprio de voi che sono andate a finire. Questo è importante, queste sono prendasa che appartenisi a tutta la Sardegna. Questo è che calzo narrare. Che queste cose sono prendasi, si può dire che chi è lasata non la deve evocare. Come abbiamo fatto noi, abbiamo dato tutto, deve essere data a tutta la Sardegna, però non orare a Babai, che sono veramente troppo bella, scusa. Domandavo proprio a tutto questo chi tiene, questa cosa Giuseppe Soddu, pensate, che poi abbiate scrittura come in teste, da trascritto, pensate, in questo libro, Noe di questa spregasa, e tutto s'altras. Ma di studio umano, ecco che io faccio un appello e un ringraziamento a chi si sta occupato de Babai, non solo ma pure, prima di tutto, pure il suo vocabolario, però sono milli voglioso che ha descritto in lingua salda. Guardate che è una cosa, è un patrimonio che si merita questo, grazie a Paulis questo. Certo. Poi dopo tornare grazie a Brianda pure, ecco, devia bene scumego su questo giovane che ha fatto ultimamente due tesi di laurea sopra esse, sopra Babai. E però purtroppo non si può duennere. Però ecco. Ma le scrivi a tutti? Sì, isse non solo. No, boscherio finire su un testo come io quando saschi vaghiana sas studentessa su studente, ma sono più femmine che hanno fatto su tribaglio, mi vediano per esempio documento de Babai. Vedendo questo documento andai a eseguire una lettera a Polegidu come conobbi Padre Manzella. Padre Manzella, quando vende su 1900, non schiaffa a dare. Sa gente in saldo, sa gente va a dare solo su saldo. A chi non a culto in su seminario dei Tattari e in sa domo vicenziana? A Babai. Babai, il Senato, nei momenti di libertà, mi bussava alla porta e io gli parlavo in sardo. Non solo, gli ha fatto uno scartafaccio, tipo lo scartafaccio vidi su Liberitto, in cui lei ha descritto, per esempio, in questa domo, che gente malaida, chi si vuole confessare, come ti state, cioè, e all'eschina come te lo usa, isse ha descritto che quando quando la bogedi, in Chilivani, che tanto si viaggiava in treno, eccetera, il mio maestro, isse si scuado, e ha nato il mio maestro di sardo,
addirittura pro bonnare s'importanza, isso s'aian compreso che aian ite faghere con un santu, ca l'innedi in questos esercizios chi isse aian leggidu sa Bibbia 8 ias. A voi immaginate voi? E hanno già compreso. E tanto proitte già dai dando che vi proibita la lingua salda, vi proibita la Bibbia. E invece sa sprega del babai, questa parola è Deo iscritta a pinnone in alto. E ho capito ecco che qualche giovane, qualche preidero, era di studiato proprio la parte teologica, non solo la parte letteraria, solo che romanzi sono importanti, però su patrimonio, sa cultura, sa vide, sa sapienza, come te narra sospicamos, est in sa spregasa e in suo vocabolario. Ma pure mancai forse se uno pago sa cresia pure non c'è da pensare, non c'è ti s'assozio. Brava. S'assozio Pedro Caso, poi ma voglio domandare alla Cristina, invece di entrare in suo mondo e torrausa sa quartina e torrausa su mandrolizzai? Sì, a su mandrolizzai. Deve ma voglio intendi Eliano Cao. Poi tu e tutto che hanno fatto la presentazione da now. Meda concorso, su pubblicazioni, libri e tutto canto. Organizzatori su pure di concorso, perché tu organizzasti un concorso a Sorgono e anche a Bivisi, perché tu sei dei Neoneli ma Bivisi in Sorgono. Se ho come ti ha santo Antonio Paduano di Lisbona, santo esatto. Delle due patrie, tanto in Neoneli ha fatto su concorso barricato, ho fatto 2 edizioni su 2019 e appunto che si stette sa festa di su Covid e sanno passato. E appunto invece insorgono con un'altra amministrazione 3 edizioni ed è premio Santo Mauro. E ho canno chi sai, ho canno chiedi chi si torna da fare, poi te me la prometti su Sindico chi sai. Però poi tornare a Meana, noi che ha pagato 2 poesie premiate. Una proprio che ha cominciato a scrivere, sono primissimo anno, ma ricordo che è una poesia che voi da lingua sarda, attuale plus che mai, o è forse spruso dei risero, che stiano dal punto di suo pericolo, di come la lingua nostra è in prognosi riservata nel suo dottore mio. E bosina una cosa, io come scrivo meda, tu hai pubblicato in 2 libri? 2 libri, Hinoios de Amore e Una Nube Rosas. Io sono più antico di Peppino Mereu e di Montanaro, 2 poeti che stimo me di su Gennargentu. Quando iscritti antisoso, poi dai a Susardo, viene a su atto, tutto, e non caia pericolo, e medissima paraulas spiegata dai italiani, però molto bella e armoniosa a prospare con Montanaro che forse tenia un grado di cultura più alto di Peppino Mereu, che via geniale e tutto. Io ho a campo paraulas che non si mangiano tabruso, capisco, non ha pa cambiare a salvare la lingua, però di sicuro però non da sa storia a Samperu de Doniatia. Dunque si va a discutere gusta. Si da Salligisi, certo. Questa è una poesia di sos primissimo anni, ma ricordo che io questionavo con un professore lì, ma su che hai scritto tu è troppo pessimista, poi la lingua sarda, ascoltate. La lingua nostra è che neula chi si solvere a Manzano, quando raia d'inverano caldo su sole lucente, ma tutto l'amos presente, l'uro a su chinareo, propago manco lucreo, che espresto bella e morta, l'intendesi da orta dai certos studiosos, serios, tristos, lastimosos, li vu incantende su Deu, non vale su barre meu, e nessuno si indincurata, a sa limba che non durata, dani stragu, questo è giaru, una limba sen amparu, tiene tantos inimigos, e sofaedos antigos, postos los han in olvido. Popolo, si ses unido, e as profundas rainas, non ti dias a sa ruinas a miscende italiano. E non reste plus orfano de su limbazzo nodido, su sardo, ca es giompido, su tempo de su riscatto. Non tima sul disbaratto, a tra limba sfaedda, ma che sapiga una ghedda de paraula non mestures, des inglese non ti cures, pro canto sia necessario. Sull'imbazzo si è svario, non ti vaga e menguante,
e considero bastante, pro como gusto consiso, sempre appa scontiviso, de suggestione una diva. Ecco. Su sono dessa quartina si intende, su maneggio del suedo, posto su come si spetta da Eliano, voi da lì già pensa se bene, su sono. Una cosa. Certo, però è un lavoro. A illuminau gente troppo manna. Io vivo accostato, passo 2 ore sul computer che scrivo in italiano in sardo, con Pedro Caso. Subiate babbo tenia sa Divina Commedia ortata in sardo. In su mezzo cammino della vita mi incontresi di un'arte molto oscura. Ecco, se sperde questo libro troppo importante, io vi ciocchero non iscritto e fine ha fatto. Però sul vocabolario lo tengo grande, con Antonino Rubato, con Espa, con Ispano, con Wagner, lo stendo tutto denanti. E se è morto su 20 anni, e io su 20 anni sei una schifo. E già spero che a Battusia. Ti la mando che la può dare a tutti, non te le dà di dare Quando mai, io li stimo meno. Che la può mandare in America questa volta. Oddio, che cosa bella. No, Serro, con Gruo, Pedro Caso uno, poi ha illuminato a Romagnino, poi ha illuminato a Corriga. Corriga mi ha fatto questa copertina di un romanzo. Da Ponau si intendiava ancora io subivia di Noristani, ma a Sara e Nia Dogna Chita e Nia da papà e da Nino, a Salbergo del Nino. A Pruspare quando cai a Porcino Seofolo, mi da mento e non stato via Usinia. Poi vai a di nuovo pure. E Antonio Corriga, uno grande, a Pustisi ha illuminato altro manno, mi intendo di avere un piccolo, poiché tocca da imparare dai dottori, su questo sono maestro che ha ostento noso, sono maestro sulla sua scala ogni die, io cricco qualunque cosa, è da gatto in corso, cricco sempre, stiamo forrogando, chi non ha gatto paperi ha gatto qualunque cosa in internet, per fortuna non serve solo poco a leggere, serve poco a bella scuola. E dunque, now, torro grazie proprio a chi è, fa questa guerra che faccio io. Ultimissima cosa, io ho insegnato 40 anni, italiano e storia. Quando in altro tempo, quando froccai a meta, quando ne hai a meta, in si scuola esorgono, e che pago di ogni classe, desulo non calata, tonara non calata, però mi do fai lo spinniga io, e tanto traduiamo Leopardi, traduiamo D'Annunzio, traduiamo Spascoli, e fai io lezione di poesia da tanto prima di che esse cominciavo a migliare a studi di questa poesia. E questa è una cosa bella. L'altra dia mi afferria una demeana, proprio Rosanna Chichin, ma si da ricorda come ti hanno fatto tradurre la ginestra o il fiore del deserto, dopo una gemmi del ricordo. E de canto vi hai spiegato, non ho usato a cattao che ha posto un mese e metro in mia, ricordo bene, non ha poi finito io in pensione del 2011, però non ha poserrato con si scuola. Poi in anno si ha fatto un progetto in cui che si naide, prima si naida 7 volte su 2010, ottobre piovono libri. E apposti si ha fatto letture nel borgo, chi queria andare, 2 poche, una si è presentata dei scrittori sardo, riceverò da me, lo si può presentare. E stato un triballo in San Medias sull'arte di scrivere il racconto. Sicuramente però sa lingua sarda via difficile che da fai entrare, non è scometta orgosolo, a Badiaga, poi da tradotto di sardo, è una cosa. Ha provato un triballi quei puro, cliccando che schidare qualcuna coscienza, chi sai chi ha patente qualcun risultato. Ma de sicuro. Eliano, Deo è un boffio di adero, sono un mastro commenti a tu. Ma ricordo un quarto elementare sul maestro mio, quando ha questionato un sardo, ma donava una spettiata di cose in Suzzugu, mi fa ancora male, mi ricordo ancora. Figurati, dunque, tanto anche di traballao contro questa lingua sarda. Dunque, per io su che noi posso da rai entrare di adero su questa porta a manna, questa porta principale su sardo in si scuola, e non come tutto danno su che hanno fatto un sanno,
quando abbiamo ciò che tu devi. È proprio E lì hanno chiesto de maistu, mannu Anna Cristina, tenevo uno stiamo scanso 6-7 minuti. Stiamo spacciando. Le cose ci sta volendo. Mi piace in mera. Dunque, e ma voglio tornare qua con questa quartina, che mi ha da piace intendi proprio questa caratterizzazioni, e poi mi pare che ha posato Castiaise e Castiao, sempre, che hanno via da organizzata, pure non siete sardus che appunto noi in Sardegna, ma pure in circolo dei sardus della Italia, del mondo e tutto quanto. Come te questo che funzionaria? Dunque, dobbiamo essere 10 quartine 40 versos, non dobbiamo essere presentati a altro luogo, e questo è via assolutamente. Poi fai os premi speciali, poi o posso meanese sopra giovane, o po semicrau, po tanta gente. In questa maniera noi già sollecitaiamo questa gente premiata a Sicilia pennere, poi noi dobbiamo arrengoliziare questa gente. Ma come vi è innandu, non si deve offrimare tra noi, tra amministratori, deve essere sa scuola, sa gresia, i spiegatori in saldo, poi non dobbiamo fare. Poi è una cosa importante, è una cosa bella. Ci sono arribendi però a pagare, quindi sono tutti traballenti bene. Noi teniamo su Monsignor Zuncheddu, di adesso, ponoso su d'importo di aereo umano, e vai su canale nostro, Dogna Mengiano, mi vai piacere. Porta su Vuedo de Deo, su Dotto un Sardo, Dogna dire in questo canale nostro. Dunque, quindi vi aunando, arrivare voi ai giovani, di alcuna maniera, con il modo, ci due punti di comunicazione se non casa tutto si vede un oso bello, importante, ma non a grunguida nuda, poi taga sa guerra ci si offendono e quando un nemico ci non bieuso. Quando un mondo ci este ogo solo su interesse sui nari, anche a sa cultura non è considerata in se non è appassionato. Noi su questa cosa si deve ricordare bene. Quando oso guerra contro il nemico, occhio però che dente perdente, noso se sta fuori, è un disegno sempre vincitore. Non tenevo in considerazione questo aspetto non da micelo. Io penso che questa scuola deppada, di qualche essere posta a mezzo. Sa politica, non fuori dalla politica, ma non è possibile, non è possibile. Ci posatelo su biesi, sul programma di ogni politico, delle riserve di ore, pagus, ostento una parentesi, per quanto mi riguarda non posso fare campagne elettorali ponemos, però a livello regionale ci deo apu Sigio e apu nausu apu militancu saval. Però si deve ricordare nis programmas de donne uno deve essere claro su impegno possa cultura, ma non può donare il gusto. A noi sapere che alcune cosa c'è. Noi teniamo tornato sempre grazie a questa regione sarda, poi con il suo progetto Imprentas si dona una grande mano di aiuto può realizzare questa trasmissione e mera trasmissione come te gusta tutto in lingua sarda. Dunque, in effetti, in noi ci siamo. Quindi questa è una cosa, però ovviamente questa trasmissione si offende, è una cosa importante mera, si ne deve fare altra, medas, ma deve essere attento, spuro a ogni momento si va in una lista di una idda, poi non deve andare avanti, anche interessa questa cultura, anche interessa questa lingua, su modo e vari. Deve pensare in termini di narauso de vocaboli ci non sono per antabrus. Pensate solo su cambia economia, dall'agropastorizia a tutta l'attività moderna. Tutto questo termine. Però me da cosa fonti vendo sicuro, non narauso scelto su che non si va. No, po' carità, meglio a essere vagu non negativo, po' carità. No, ci ho visto tempo, s'alimbasata aveva bisogno di tempo, Bastianina. Si doveva firmare pago, una cosa proprio, un secondo mi depinai, quando dovrei cominciare? Dunque, non so come te socio Sandala, infatti come abbiamo parlato con Eliano Curunantisi, e via su decidendo di arrampicare in podici, poi da voltare innanzi. Poi non sarebbe solo andare come non si è fatta, non andavo a fare polemiche e poi non si è fatta. Non si è fatta, basta. Torno a cominciare di bello no, e io penso, ci già devo questo fine anno, o spirito di San Geniti, perché uso un po' di sport da fare. Poi
Cosa è sta- inutile, È è una inutile bella a nova. predicare bene e poi a non fare Non nulla. si controllava, No, non so dire. andavo a controllare. Si dopo firmare, potete non scegliere 2 minuti, se dobbiamo volli domandare se siete d'accordo, una cosa a pizzo dei scantoni di Natale, poi te ho fatto un traballo. Meda gente in Meda Sardegna scossa. conosci Bye Bye Caso proprio Proprio sta scantone naschi di Natale. testa, andiamo da Sento. Sagruta. E dopo un anno, sa verità, Anna Maria Puggioni, Franca Pinna, tutto questo che hanno cantato canto di Bye Bye Caso. Su coro è tutto, de A perchita. tie devi storare gracias. E dopo faccio un Ca disco. Cadue, io mi lamento. In zesti, no, a me mi è nato una che deve bene rabida una chiesa televisione pro registrare una cantone di Natale. E appena da su manco sai ni rabida per una cantone. La devi registrare tutto. Che se ne fatte di una de cantone in su 1927, Cabilunedi su vice parroco Austino Usanna, che lo scheria musicare proprio in musica salda. E Bye Casa non si fatte pregare a sa poesia e cominciate a scrivere scandenato Gesù su sa grutta. E sicuramente tanto saida nostra già dal 1903 essa gli ha formato sa banda. Sì. Su Manzano isse proeti prima Sarmonio sa banda e poi su Sera questa spisella di una sessantina con una oche bellissima. Su Sera saida sa che c'è tutta piena di questa per scrivere questa cantone. On zizera una cantone noa. E poi tu sul 1911 la Comodorra che deve tornare a registrare come una promessa. Questa la deve fare. Sicuro come chi Fatto. ecco come questa cosa bella che noi facciamo praticamente chi babbai ancora. Ecco, proite sta ancora io. Che su coro proprio parrocchiale ha seguito alla scantare e andiamo a tutto sai vidas che noi faedana e ho faedo della vita del babà e del suo che ha fatto e su quando canta questa scantone. Questa è una cosa troppo bella, però Calzonaro non è una cosa puro. Bastani un Io, minuto. un minuto. No, è finire di preziare questa voce di stasera che mi fa che veramente piacere. Che noi non nos conosciamo e non dobbiamo preziare pari pari e non dobbiamo conoscere. Questa è la cosa importante. Stasera io mi canto contenta, capo bosa poi di incara. So premio lo sai io lo sisco però ecco bosa pinteso ma se coro a coro stasera non siamo infaidato so. Coro a coro una rega babai aleno con aleno e terra e che lo pare che si siano appoggiato so. Questa cosa bella. Grazie, e poi Bastianini. so scoro che sì. cantano Sì. so scoro sono importantissimo e ho chi da passata poi presentato so scoro so e mi hanno dato in compagnia di Bastianina e sono stata voltadora su Sera, una cosa bellissima. E adesso aspetteremo dite che devo finire. Giovanni Maronzu, Sì. che sighi su Goro Edula, ad imparare su Goro Edura mi commuovo. Sai frase di una prega di Babai. Babai è una cosa che veramente commuove, che proprio che le ha così. Mi devi sperdonare, ma Bolanaro che è una cosa che proprio bella. Voglio sul libro del suo microfono, Esti altrimenti non ti noghe, intende. No, esti aspetta. Este. Devi bogare sul microfono, ecco, del suo microfono. Ahí ci anda bene. È una frase de sa prima prega di questo libro è pro sa Madonna, pro Maria, su Rosario. S'ultima è pro su Coro e Gesù. Su Coro e Gesù è naragosi. In mezzo a sosaltare nostro coro sempre schidato e sempre attento. Istasinie dai manzano a sera e nos iscultas pro intende so sospiro nostro e pro alleviare la spena nostra. Grazie Bastianina. Iniziando su, noi sicuramente dopo serrai con la poesia di Nicola Loi, non ci vuoi, e ti ha portato da raccontare isso e tutto, a tu in noi sa televisione in trea, può salutare tutti i ospiti cosa a nostra. tutti, vuol dare grazie a Lia Careddu, grazie a me da Lia, a Eliano Cau, a Nino Cogoni,
a Bastianina, grazie a me, dopo Babbai Caso c'era un montone di cose da noi, ma a Paolo Pillonca. è Paolo Pillonca, è sempre con noi. Devo dedicare l'ultima puntata a Paolo Pillonca. Paolo Pillonca è sempre Stato con su noi, presidente, è stato pure presidente solo della Luigi giuria. Soggia e- Ma c'è di me da cosa da noi, che non è che questa Giuseppe produzione Soggia. sardegna, questa radiotelevisione sarda da fare a traspuntada. E a Giuseppe Di Rotto, che esti su Ghiene de Brusai Largo. Grazie a Giuseppe, poi segno da Castello Sardo, a onorai a tutto noso. Sa poesia, Nicola Loi, a tui, grazie a Meda, una presenza importante sempre, a tui su Fueddo de Saserrato. Sì, poi con vosotro si vede sabato che viene, sempre a noi ore 6:15 di Ammerì, e se si fa piacere, poesia, se tutto questo bello mondo della poesia, che mo intendevo con Nicola Loi. Non che presentazione in manna, poesia de Meledu, su titolo. Medas de sos poetas fentomados no han lasciado un iscritto solo. Con sarti soros in nessun volados, ca fi davvero poesia a bolo. Io so su primo a los iscurtare, ca seguido lo sappo del minore, candai a los accompagnare, i me da gara sa fa che stenore. Ma sos concursos poderado ambia a 10 liberos iscritos. E finas da s'antica poesia, a millena sos versos benedictos. Sos nostros poetas de montagna, mereu, Bacchisulis Montanaru, poesia a beru da s'intragna, fatta a beru con meledu raro. Pedro Caso, con Mossa e con Mureno, fiores in salirica e soro. De versos questa terra andan pieno, cantadas in mille modos, la savoro. Su canto a bolo e su canto iscritto non si zumbidono mai con un subbono. Cagia gli schimos, vi poniano a pitto, cussos che de natura gli andono. Salimbasarda, iscritite e cantate, che sia di scuola pro sorbenidores. Sos sulcos de issistigas semenate, ispican meda, pro bonus laores. D'ognuno de salimba si ammere, commenta ispano sardo idioma. Sas cusordas pienas de podere, sos teracos nos semus de Roma. Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Autonoma della Sardegna, imprentas 2022-2023, le regionali 22-2018, articolo 22.